Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, replay su Teleuropa Network. Cara Stella, siamo arrivati al 9 dicembre. 9 dicembre, siamo quasi vicino al Natale. Abbiamo attraversato l'Immacolata, l'hai trascorsa bene l'Immacolata? Sì, sono venuta a Cosenza. Benissimo, anche se il tempo non era granché dalle tue parti, anche qui comunque, dai. E allora, un'altra puntata di replay, il Cosenza giocherà in posticipo alle Curi di Perugia contro la formazione allenata da Massimo Oddo. Parleremo in questa prima parte del Cosenza e presenteremo questa partita con gli ospiti che vado subito a presentare. Grazie al Walter Leone della Gazzetta dello Sport. Grazie Walter. Grazie a te Franco. Per aver accettato l'invito. Torna con noi dopo un po' di tempo Danilo Pagni, dirigente sportivo. E Danilo, io ti ho lasciato al Milan, poi alla Ternana, alla Viterbese, insomma chi più ne ha più ne mette, direttore generale nella Salernitana, e insomma un bel curriculum il tuo, no? Buonasera a tutti, grazie della presentazione. Io ho iniziato, dico sempre che io ho iniziato da San Lorenzo del Vallo, da Roggiano, da Rende, con gli Stellato. Walter mi conosce da piccolo, tu tra l'altro. Ho iniziato da questi campi, quindi me ne fregio di questo. Però il percorso ci darai un ottimo contributo alla trasmissione, perché poi nella seconda parte parleremo del campionato, parleremo del Crotone, nella terza parte avremo Alessandro Erra al telefono, allenatore della Paganese, ci dirà quello che è successo in Serie C, con particolare riferimento, oltre alla sua squadra, a quelle naturalmente alle squadre calabresi, dove a far da padrona la regina Calastella, e il nostro, non poteva mancare, il nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Sei carico Aldo? Grazie, me la presenti questa partita più tardi, questo Perugia Cosenza? Vai Stella. Faremo il possibile. Bravissimo, salve amici sportivi e ben ritrovati ad un altro appuntamento di replay, come di consueto, ogni lunedì su Teleuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Nella puntata di oggi tante informazioni per arricchire il vostro bagaglio sportivo ed essere sempre, metaforicamente parlando, al centro del campo. Entriamo subito nel vivo del programma richiedendo alla regia la classifica e i risultati di Serie B. Andiamo subito a vedere quello che è successo in Serie B. Dicevamo il Cosenza in posticipo e nel frattempo Stella, se vuoi, eccoli qua, sono arrivati dalla regia, grazie. Eccoli qui. Benevento Trapani 5-0, Chievo Cremonese 1-0, Cittadella Salernitana 4-3, Empoli Ascoli 2-1, Juve Stabia Frosinone 0-2, Perugia Cosenza in posticipo questa sera alle 21, Pescara Venezia 2-2, Pisa Entella 0-2, Pordenone Crotone 1-0, Spezia Livorno 2-0. Andiamo a vedere la classifica di Serie B. Troviamo, in attesa troviamo al comando Benevento con 34 punti, Pordenone 25, Cittadella 25, Chievo 24, Frosinone 23, Crotone 22, Perugia 22, Virtus Entella 22, Pescara 21, Empoli 21, Ascoli 21, Pisa 20, a seguire Spezia 19, Salernitana 19, Venezia 18, Cremonese 17, Juve Stabia 14, Cosenza 13, Livorno 13, chiude la classifica Trapani con 11 punti. E quindi Perugia e Cosenza una partita in meno, vedremo poi quello che succederà nel posticipo. Walter, vogliamo andare a presentare questa partita, quello che è stata la settimana del Cosenza, poi sentiremo naturalmente Braglia e sentiremo anche le dichiarazioni di Massimo Oddo alla vigilia appunto di questa partita importante, come titolava stamattina il Corriere dello Sport, che è la Gazzetta dello Sport, importante per le due formazioni, perché il Perugia cercherà di agganciare il secondo posto, il Pordenone ha battuto ieri sera il Crotone per 1-0, si è portato a 25 e quindi il Perugia vorrà fare la stessa cosa. Iniziamo da Walter Leone. Beh, i numeri, credo che hai fatto bene l'introduzione, ci dicono che in caso di vittoria il Perugia aggancerebbe a 25 punti Cittadella e Pordenone. Da parte sua anche il Cosenza, vincendo questa sera, andrebbe a superare la Juve Stabia e si metterebbe in una posizione comunque meglio rispetto a quella attuale, andando a 2 punti dal Venezia, che sarebbe la zona salvezza. Questo è quello che dicono i numeri, poi il campo è tutta un'altra storia. Il Cosenza è reduce da una settimana un po' particolare, perché questo infortunio a Canutè ha, messo a nudo quelli che sono un po' i limiti strutturali dell'organico del centrocampo del Cosenza, una squadra costruita per giocare con il 4-3-3,
nel momento in cui manca Canutè non gioca Greco, non dovrebbe giocare Greco, perché così pare che siano le indicazioni che arrivano. Quindi diventa da capire e da interpretare che cosa vorrà fare Braglia stasera. Il Perugia è una squadra che in casa ha un po' di difficoltà, per cui il 4-4-2 provato per tutta la settimana da Braglia, che poi sarebbe più che altro un 4-2-4, una squadra molto offensiva con Baez e Pierini esterni, e se dovessero giocare assieme Litteri e Rivière. Vedremo. Braglia già in passato, Franco, ci ha abituati che per tutta la settimana ha provato determinate soluzioni e poi nel momento in cui si è scesi in campo ha cambiato. Vedremo da qui a qualche ora. È chiaro che è uno snodo cruciale, non soltanto per il Cosenza ma anche per l'allenatore stesso, perché stasera bisogna assolutissimamente tornare da Perugia con un risultato positivo. Grazie a Walter Leone. Allora, il nostro Danilo Pagni ha lavorato con Piero Braglia a Castellammare di Stabia qualche anno fa con la Juve Stabia. Ecco, che periodo sta attraversando, tu che conosci bene Piero Braglia in questo momento, e che periodo sta attraversando il Cosenza? E la terza domanda che ti pongo, che gara sarà Perugia-Cosenza? Io Piero l'ho avuto a Taranto in C1 e lo portai a Castellammare l'anno della vittoria ai playoff. È un mestierante, è un istrione, è un brontolone, però è anche una persona che riesce in queste situazioni a volte a tirare il meglio, a tirare fuori il meglio. Io non ho seguito molto le vicissitudini, non conosco le dinamiche interne, vi ho ascoltato, però seguo la Serie B, la studio, come io e i miei collaboratori. Ho visto un Cosenza che secondo me la classifica, al di là della retorica, è un po' bugiarda. È una squadra che forse meritava di raccogliere qualcosa in più. Ci sono delle incongruenze quando si parla di formazione. Io non sono un integralista, come non lo è neanche questo Braglia, perché il primo Braglia faceva 3-4-3, al limite 3-4-1-2, era un altro tipo di Braglia. Però adesso giocare con Litteri e Rivière, che Rivière mi è sembrata un acquisto super azzeccato, e mi sembra una soluzione buona, anche se il Perugia in casa è palese, ha delle difficoltà. Il Perugia in casa fa fatica, poi si ritrova Melchiorri, Falcinelli, Iemmello, non giocano mai tutti insieme, quindi anche loro, è vero che se dovessero vincere si porterebbero al secondo posto, ma se non dovessero fare risultato, quest'anno il Perugia si è un po' allargato rispetto al passato. La cessione di Anne gli ha dato dell'ossigeno importante a Frank Garage, però io dico che in queste situazioni auguro al Cosenza, e so che Piero riesce a trarne il meglio. Deve recuperare anche un fior di giocatore che è Lazzar, che lui spesso ha problemi fisici, ma qualora dovesse stare bene è una freccia in più. Ok, allora sentiamo Aldo Cennomo, che gara ti aspetti questa sera a Perugia, poi sentiremo la vigilia, due battute di Braglia, sentiremo due battute di Massimo Oddo, rilasciate appunto alla vigilia di questa gara così importante per entrambe le formazioni. Una partita dove il Cosenza deve andarcela a giocare diversamente da come si è giocata le ultime 2 o 3 partite, sia in casa che fuori casa. Una squadra che deve salvarsi, deve andare a giocare a Perugia con grande forza, determinazione, cattiveria agonistica. È una squadra che deve, quando ti devi salvare, vai in campo e ci vai con tutta la passione, con tutta la forza, con tutte le caratteristiche che Braglia dovrà imprimere a questi giocatori, perché qualche giocatore, onestamente, io nelle ultime partite l'ho visto un pochino appannato. Anche la carenza di organica a centrocampo mi pare che sia un problema che deve superare. Io non credo che faccia un 4-2-4, ma se fa un 4-2-4 probabilmente mette a copertura qualcuno, qualche trequartista che sta un po' più indietro, non lo so poi come, però fra una partita decisiva. Noi dobbiamo uscire da questa partita con un risultato positivo, perché poi abbiamo altre 3 o 4 partite importanti, per cui secondo me se questa squadra in questa settimana ha lavorato bene, voi non so se i giornalisti l'avete vista durante gli allenamenti, io non ho avuto la fortuna di poterla vedere, ma se
in questa settimana Braglia ha lavorato sulla psicologia, sulla determinazione, sulla forza che deve imprimere una squadra che deve salvarsi. Penso che dal Curi possiamo uscire con un risultato importante, e altrimenti prenderemo atto di questo e andremo avanti, ma il Cosenza per salvarsi deve giocare sempre alla grande, non si deve distrarre mai. Io l'altra settimana parlavo anche con Stella, cioè il Perugia ha giocato Walter in Coppa Italia a Sassuolo, quindi lo abbiamo fatto rilevare anche a Braglia alla vigilia in conferenza stampa, ha avuto 4-5 giorni di recupero, il Cosenza 10. Questo potrà influire sulla gara di questa sera, 10 giorni di recupero rispetto a 5. Ho visto, come diceva Danilo Pagni, a telecamere spente, considerato che il Cosenza ha un'età media di 27,5, più o meno come quella del Perugia, più bassa penso il Perugia, non incide per i ragazzi di quell'età. Guarda, intanto io sono un po' della, tra virgolette, vecchia guardia, sì. Quelli che mi dicevano che vincere aiuta a vincere, magari una frase fatta nel mondo del calcio, ma quando ci sono i risultati non ci sono allenamenti e non ci sono partite che tengono, perché è il lavoro quotidiano che fai con più leggerezza, perché non sei assillato da problematiche che ruotano attorno alla squadra, per cui io credo che il fatto che il Perugia abbia giocato in Coppa Italia incide relativamente. Poi credo che alcuni di quelli che sono stati in campo probabilmente non dovrebbero, alcuni, giocare nemmeno dovrebbero questa andare sera. In panchina. È chiaro che le partite poi si determinano anche in base ad alcuni episodi, perché possiamo magari fare tutti i discorsi che si vogliono, si possono provare tantissime situazioni tattiche, poi ti arriva pronti via l'episodio che ti fa saltare tutto e quindi si annulla quello che in parte avevi preparato durante la settimana. Di certo è una partita molto difficile, per cui ci sarà bisogno, al di là degli aspetti tattici, credo che la differenza per il Cosenza stasera la farà la testa, e quindi immagino che Braglia abbia lavorato soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché queste sono partite nel corso delle quali ci sarà bisogno di nervi belli saldi, rimanere tranquilli e cercare di magari andare a fare in modo che la giocata propizia te la porti a casa nel migliore dei modi. E allora io ricordo che sono 20 convocati per la gara di questa sera alla Curi di Perugia. Nel Cosenza non ci sono gli infortunati Canutè, Conè, ai quali sono aggiunti Carretta per una pubalgia, una fastidiosa pubalgia, e Lazzar. Lazzar ancora non è al meglio dopo l'infortunio che ha avuto qualche tempo fa. Si spera di vederli in campo prima possibile. Allora io ringrazio Luca Chito che è in regia, Francesco Camposani alla messa in onda e Massimo Fino che dirige le camere. Allora andiamo a vedere quello che ha detto prima Braglia e poi Massimo Oddo del Perugia alla vigilia. Grazie. Ci sarà Idda probabilmente fra i titolari nella sfida del Renato Curi di Perugia. Il Cosenza nel Monday Night cercherà di raccogliere punti salvezza contro una formazione in stato di grazia, pronta a centrare la seconda vittoria casalinga consecutiva. Oddo, dopo l'esperienza fallimentare di Crotone, ha scelto l'Umbria per rilanciarsi. I biancorossi sono in piena zona playoff e puntano a rimanerci sfruttando la crisi di risultati dei lupi. A volte ha giocato dando grande pressione, a volte ha aspettato di più le squadre. Adesso non so che cosa ha in testa il mister Braglia, però lui ha talmente tanta esperienza che sicuramente avrà preparato la partita nei minimi particolari. Come hai detto tu, è una squadra di assoluto valore, perché se andiamo a vedere poi i giocatori, soprattutto dal centrocampo in su, sono giocatori importanti, sono giocatori che hanno gamba, soprattutto per ripartire, e in effetti è una squadra che poi quando ti riparte può mettere in difficoltà chiunque, come ha sempre fatto. Poi sta attraversando un momento di difficoltà, probabilmente i punti che ha non rispecchiano realmente il valore, ma sono strasicuro che sarà una partita difficilissima in cui si dovrà avere tanta pazienza, e la pazienza non vuol dire giocare sotto ritmo, anzi bisogna giocare con ritmi alti per cercare il più possibile di trovare i varchi
giusti per poter far male. Braglia prima della partenza ha detto che crede nella forza del gruppo, capace di ribaltare la situazione di classifica deficitaria. Ma io penso che la squadra debba pensare a quello che ora è il momento, no se basta non basta, dopo è troppo tardi se basta non basta, perché poi in B rientri difficilmente dentro i giochi veri. È sempre stato così, se ti fai trovare staccato di 3-4 punti te la giochi, se i punti iniziano a essere 7-8 fanno fatica tutte le squadre, a meno che non siano fortissime come è successo tanti anni fa, che c'era una squadra che l'hanno penalizzata che era la Lazio e che poi è arrivato a fare quello che ha fatto lo stesso. Perciò io credo che noi dobbiamo vivere fino alla fine del girone d'andata e tirare una linea, come hai detto benissimo te, verificare la squadra, i progressi fatti da questa squadra e poi sarà la società a prendere quello che deve prendere, cioè decisioni. Ok, allora abbiamo sentito, signori miei, prima Oddo, che ha fatto un'analisi parlando anche del Cosenza, che è una squadra particolare, eccetera, eccetera, e poi Braglia, se siamo a 3-4 punti ce la giochiamo, se diventano 6-7-8, caro Danilo Pagni, diventa veramente difficile risalire la china. Allora, come interpreti le parole dei due allenatori? Allora, le parole di Oddo mi sembrano un po' stereotipate, il classico discorso giusto, rispettoso, professionale, però che lascia anche intendere che pare che lui pensa che la difesa o l'assetto difensivo del Cosenza sia un po' debole. Eh sì, ha parlato dal centrocampo in su. Però al di là... Non lo ha detto, l'ha fatto capire. Mi è sembrato un discorso, ma secondo me Oddo, i problemi che ha Braglia a Cosenza non sono paragonabili a quelli di Oddo, ma vi assicuro che la proprietà e la piazza di Perugia quest'anno pretende qualcosa in più, no? Quindi Oddo sa di avere, che è una partita difficile, che troverà una squadra tosta, anche perché Cosenza come società e come piazza vuole vendere cara la pelle. Chiaro. Per quanto riguarda le parole di Piero, io un po' lo conosco così, ma avendo capito anche la situazione, vedo un po' di pessimismo anche da parte vostra. I giochi non sono fatti. Sarà perché io vengo da esperienze non solo vincenti, ma anche vincenti in senso di sofferenza, di salvezza. Quando mi parli di Serie B, 6-7 punti, non è morto nessuno. Cioè, io quando sono subentrato a Terni a metà gennaio eravamo ultimi, penultimi, però è vero che avevamo una qualità tecnica importante. Tu sei stato quello che ha portato Liverani a Terni, no? All'inizio venne Cautieri, poi portai Fabio, però io a chi era pessimista come lo siete voi adesso, no, noi stiamo anche un po' voi, stiamo descrivendo la realtà. Preoccupati come se la realtà e i numeri sono questi. Ho capito Franco, però correggimi se sbaglio, state dando secondo me un'interpretazione tipo un crocevia questa partita. Crocevia questa è importante. Sicuramente è uno snodo cruciale. Però cosa voglio dire? È vero che magari io essendo arrivato adesso a vivere queste situazioni a Cosenza che mi stanno a cuore da calabrese, perché io voglio che questa società e questa città stia in B il più possibile, come lo dice la sua storia. Però non vedo un crocevia, anche il punto positivo che diceva il signore poco fa può essere un punto importante, quindi avverto che Braglia ha capito che è in discussione da quello che... Non da adesso, Però lui alle spalle larghe e in questi momenti dà sempre il meglio di sé, però ripeto, il campionato è lunghissimo, io mi ricordo una partita in B quell'anno. Noi abbiamo fatto un miracolo. Cioè, quale? L'anno di Terni, no? Con la Ternana. Che ci siamo salvati, da marzo in poi eravamo primi in classifica, però molte volte questa Serie B che è veramente bizzarra, c'era Trapani-Cesena, cioè il Cesena è andato a vincere a Trapani, ma noi a perdere a Trapani non ce l'aspettavamo minimamente. Cioè, i giochi non sono fatti, questo Walter... No, ma io sono d'accordo con te, però è chiaro che... Fa parte proprio del mio spirito, ma dello spirito di chiunque. Dice che c'hai 13 punti, che... Allora, la situazione è molto chiara, tu oggi giochi la 15ª partita di campionato. Il campionato ci riserverà le prossime partite che andremo a giocare, che non sono delle passeggiate. Pordenone, Pisa, Empoli e Juve Stabia, per cui non sono passeggiate. Il discorso è questo, perché poi nel calcio, e tu lo sai meglio di me Danilo,
È vero che a Terni a un certo punto avete cambiato... Fatto Terni, ma ce ne sono altri ma ce ne sono tante altre. Anche se il nostro è stato eclatante. Ci sono situazioni dove arriva lo scossone e allora cambia qualcosa e cambiano i risultati. Oggi io devo fare un'analisi di quella che è la situazione attuale del momento. Però io ho preso anche i giocatori, non lo scossone, perché ho preso bravo, ti volevo, perché a gennaio qui non è che si può andare avanti così. Mi hai anticipato, perché Braglia ha detto Facciamo finire Walter. Braglia ha detto una cosa molto importante. È chiaro che diventa molto più complicato se ti mette a 7 punti dalla salvezza. Oggi il Cosenza è a 5 punti dalla zona salvezza. Sì. È chiaro che tutti quanti ci auguriamo che tu riesca a fare il colpo. O che Trincheras ripeta il gennaio bis, perché Stefano fece un mercato ottimo a gennaio di 2 anni fa. Sciaudone, Embalo. No, io parlo anche del mercato della C quando ho preso Okereke. Vuol dire che... Ma su Okereke ci sarebbe da dire che è stato fatto un grande miracolo dai medici, perché è arrivato in condizioni. Ha portato il direttore sportivo e ha fatto bene. Sì, non lo so. Comunque bisogna capire che cosa si farà. Se mi fate concludere, così arrivo al discorso che stavo facendo Danilo. Mi rifaccio alle parole di Braglia. Braglia dice: dobbiamo arrivare a gennaio in una determinata situazione. Poi è la società che poi società dover intervenire, ha detto. A intervenire e a fare le sue decisioni. Decisioni ce ne sono due che da fare: rinforzare la squadra, rinforzarla per come abbiamo visto quali lacune ci siano, perché è vero che il centrocampo oggi ha delle criticità, però in organico noi abbiamo calciatori che sono lì, e Bro è trovato, chiaro? Giusto, Franco? Sì. Sono 2 centrocampisti, però non vengono tenuti in considerazione. Addirittura ti manca il play, quello che dovrebbe sostituire il play Greco, probabilmente nemmeno gioca, per cui numericamente... Greco è un play. Appunto, quindi numericamente i calciatori ce li hanno. Non lo vede bene evidentemente Braglia, lo fa giocare giusto 2 minuti. Posso, prima, perché come vi Franco, dicevo... dobbiamo andare qualche minuto in pubblicità. Già, in pubblicità, sì. Benissimo, allora andiamo Restate in pubblicità. con noi, torniamo subito. Allora, buon pomeriggio con Replay da Teleuropa Network, se la battaglia, grazie Stella. Allora, presentiamo ancora una volta gli ospiti, sì. Walter Leone, Gazzetta dello Sport, Danilo Pagni, che è un dirigente calcistico affermato e molto conosciuto, il nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Salve. Allora, salutiamo tutti i telespettatori. Come no, vai. E vi ringraziamo perché ogni settimana siete davvero tanti, da ogni parte chiaramente della Calabria e anche della Sicilia, grazie. Li salutiamo tutti quelli che ci seguono. Allora, introduciamo il Crotone, mi dicono dalla regia che abbiamo subito la prima telefonata con la collega Claudia Berlingeri della Gazzetta del Sud da Crotone. Vediamo se c'è. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Claudia. Ciao Claudia. Allora, Claudia, che partita è stata quella tra il Pordenone e il Crotone? Io per la verità l'ho vista, non è che questo Crotone mi abbia entusiasmato più di tanto come in altre occasioni. Sei dello stesso parere? Sì, assolutamente sì, c'è stato sicuramente un passo indietro, risultato insomma sfortunato, perché poi quando capita un autogol c'è sempre lo zampino della sfortuna, però diciamo che Stroppa in questo momento a Stroppa stanno mancando diverse pedine che erano fondamentali nel suo gioco, vedi Benali, Zanellato, in più quella che doveva essere la ciliegina sulla torta per l'attacco, Maxi Lopez è ancora out per infortunio, quindi diciamo che era assente anche Molina per squalifica, Marrone, quindi tante assenze che hanno insomma un po' condizionato. Esatto, sì, stanno Senti, qualche giornale, Claudia, qualche giornale arrivato in direttore nazionale parla di Crotone in crisi. Si potrebbe avere una piccola crisi perché 3 partite e un solo punto. Tu come la inquadri la situazione? Guarda, io no, crisi non direi, perché comunque la prestazione c'è sempre stata in queste partite, poi bisogna chiaramente vedere come si sviluppa ogni partita. È chiaro che fino alla 3/4 il Crotone c'è e poi se non concretizzi la mole di gioco che crei, è chiaro che dietro comunque concedi sempre qualcosa, perché ovviamente sei una squadra votata all'attacco. Però magari se subisci un gol ci può stare in una partita, il problema è che non ne segni 2 per vincerle, quindi
il problema è assolutamente in attacco, per dove c'è solamente Simi che sta portando avanti tutto il reparto da solo, quindi ora ha dovuto anche arretrare Messias a centrocampo per l'assenza di Zanellato, e Messias a mio parere sta perdendo tanto, perché fino a quando giocava a fianco di Simi era il giocatore che tirava più in porta di tutto il torneo. Quindi insomma, le assenze stanno condizionando parecchio. Stamattina qualche organo di stampa porta l'interessamento per Berami, mi puoi dire qualcosina? Berami ex udinese? Beh, diciamo che è chiaro che la società sta sondando, ma è da diverso tempo che chiaramente sul mercato sai meglio di me che non si smette mai di cercare, di osservare, insomma, vagliare quello che c'è sul mercato. Potrebbe essere un'ipotesi, ma insomma, sappiamo tutti che bisogna vedere poi come evolverà la situazione, perché ora i nomi inizieranno a circolare, bisogna poi vedere nel concreto come andrà, anche perché se recupereranno Benali e Zanellato e poi trovare spazio per Berami, diciamo che in una squadra i ricambi non sono mai abbastanza, perché poi tra squalifiche, tra infortuni serve sempre qualcuno e di qualità. Benissimo. Perché al Crotone diciamo che hanno lavorato per fare i doppi ruoli, però ci sono caratteristiche diverse, quindi per esempio un Crociata o un Messias che va a sostituire Zanellato non è la stessa cosa. Ci sono vediamo dei colleghi se c'è qualcuno che vuole intervenire. Abbiamo Danilo Pagni qui che lo conoscono in tutta Italia, anche all'estero. Abbiamo il collega... buonasera. Ciao, abbiamo Claudia. Walter Leone dalla Gazzetta dello Sport e poi il nostro Aldo Cennamo che conosci benissimo. Salve. Vediamo se qualcuno vuole chiedere qualcosina alla nostra Claudia Berlingeri. Io volevo farle i complimenti perché non ci vediamo da parecchio e ho visto che è vero. sei diventata veramente brava nelle design, anche nelle terminologie. Grazie. Condivido grazie. Condivido perfettamente quel passaggio che è molto fine quando hai parlato di arretrare Messias. Da quando si è allontanato un po' da Simi l'indice di pericolosità si è abbassato, però è anche sul fatto che forse nella fase difensiva in generale si concede un po'. Io ho molta fiducia nella società del Crotone, ma anche nell'allenatore. Condivido anche il fatto che ci vuole un attaccante. Esatto. Sì, che poi in teoria ci sarebbe, perché hanno speso tanto con Maxi Lopez, è stato un investimento importante, però chiaramente finora praticamente Stroppa l'ha potuto utilizzare solo una volta nel secondo tempo, pochi minuti, quindi insomma una volta da titolare, però insomma poca roba. È chiaro che un giocatore come lui deve trovare la forma, la condizione e i minuti nelle gambe per poter contribuire in maniera importante. Perché avvicinando Messias a Simi, al di là di Maxi Lopez, perché il Crotone penso che non lo potrà aspettare in eterno, nel momento in cui anche in un'eventuale griglia di playoff Crotone può diventare un fortino. Chiaro. Allora sentiamo Aldo Cennamo che vuole intervenire, prima che non so se Walter pure vuole intervenire. Io partirei dalla partita Crotone-Perugia. Quando il Crotone in quella sfortunata, chiamiamola partita, perse quella partita, da quel momento è incominciato qualche problema per il Crotone. Quindi secondo te cosa è potuto succedere nella mente dei calciatori o dell'allenatore? Perché onestamente abbiamo sempre visto, anche le statistiche, che il gioco del Crotone era un gioco fantastico, forse anche paragonabile a qualche squadra di Serie A, questo dicono le statistiche. Che è successo secondo te? No, ripeto, sono le assenze che stanno pesando tanto, perché rispetto alla gara col Perugia, dove il Crotone ha costruito tantissimo, qualcosa come 14-15 palle gol, e invece ieri sera io ricordo Messias e Simi andare a rete, quindi è chiaro che ieri sera rispetto allo standard a cui ci ha abituati finora il Crotone qualcosa in meno c'è stato, e proprio i numeri parlano, perché alla fine sì, possesso palla quanto vuoi, ma poi la vinci se la butti dentro. Quindi è chiaro che stanno venendo a mancare tanti tasselli che cito di nuovo Benali e Zanellato, che avevano dato una certa fisionomia. Ti do un'altra notizia, che sull'ex del Cosenza Tutino, che sta trovando poco spazio a Verona,
Me lo comunica il grande collega amico Alfredo Pedulla, c'è anche il Crotone per gennaio insieme al Benevento a Pescara. Vediamo chi lo Sì, era già un'idea quest'estate, e quindi Ursino è anche sulle piste di Tutino, Gennaro, ex Cosenza. Allora, Walter Leone per Claudia. A proposito di numeri, perché ciao Claudia. Sì, ciao. A proposito di numeri, perché per quanto siano asettici e indigesti, però poi nel calcio sono quelli. Si parlava di un solo punto nelle ultime 3 partite, ma io allargherei la forbice, perché se non ricordo male il Crotone ha subito 4 sconfitte nelle ultime 6 partite, per cui credo che il problema sia un pochettino più da cercare dietro, anche se io sono un grande estimatore di Stroppa, perché a me piace come fa giocare le squadre e come lavora. La società ha l'esperienza giusta per sapere dove intervenire, ma credo che bisognerebbe che si vada ad approfondire questo tipo di discorso. L'ultima risposta di Claudia. Sì, concordo su questa disamina, perché è un periodo che insomma la squadra sta mancando in qualcosa. Stroppa ha detto spesso che ci vuole quella cattiveria, quella grinta in più per cercare di portare le partite a casa, però evidentemente ancora non basta quello che i ragazzi mettono in campo. Ripeto, secondo me ci vogliono dei calciatori con le caratteristiche giuste per il modulo di gioco del mister. E poi è chiaro che insomma qualcosa dietro la concedi inevitabilmente per il gioco che vuole esprimere lui, però ripeto, bisogna concretizzare le occasioni che crea. Claudia, ricordiamo ai nostri spettatori che ci seguono da casa che il Crotone giocherà di nuovo in trasferta a Salerno, mi pare domenica sera alle 21. No, sabato. Sabato, allora ricordavo male. Sì. Sabato, anche lì a Salerno c'è una situazione un po' particolare, poi ce lo dirà Danilo Pagni, che ha fatto il direttore generale per 2 anni anche nella Salernitana. È stato addirittura messo in discussione Ventura con Mezzaroma, Lotito, poi cercheremo di capire qualcosa in più. Grazie, in bocca al lupo per il futuro, grazie per essere intervenuta. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao, grazie. Allora, c'è una domanda per Danilo Pagni da parte di Stella, una domanda che solitamente lei pone poi agli ospiti, e poi andiamo a vedere subito quello che è successo ieri sera a Pordenone e sentiremo anche Stroppa. Vai Stella. Allora Danilo, delle squadre in cui hai lavorato, quale ti ha dato maggiori soddisfazioni? Io mi sono trovato bene un po' dovunque, perché ripeto, tra qualche salvezza miracolosa e qualche vittoria di campionato, però è ovvio che abbinando anche l'aspetto affettivo è Gallipoli, perché prima si parlava sempre di Gallipoli perché il Gallipoli dall'eccellenza è andato in Serie B, ma quello è una favola, è un miracolo. Sono nati i miei figli, quindi in questo caso dico Gallipoli. Era Uteri, allenatore Franco Giugno mi pare, no? Ho avuto Giugno, ho avuto te, ho avuto Bonetti, ho avuto Giannini, c'è stato anche Enzo Giannini, Patania, pure no? Patania è esordito in un Gallipoli 4, Perugia 0, allenatore Sarri. Allenatore? Sarri. Ah, sì, a Perugia, ha ragione. Però dico Gallipoli, ma potrei dire Taranto. Quando hai la fortuna, perché ci vuole anche fortuna, perché è quando hai la capacità di avere dei collaboratori, perché le vittorie e i risultati non li ho conseguiti da soli, li abbiamo conseguiti insieme, grazie soprattutto a chi mi ha scelto. Però dico Gallipoli perché sono nati i miei figli. Benissimo, allora io direi andare a vedere il Crotone, vediamo quello che è successo a Pordenone, lo chiediamo a Luca Acchito in regia e poi sentiamo anche quello che ha detto Stroppa nel post gara. Pordenone 1, Crotone 0 con una sfortunatissima autorete di Mustacchio. Grazie. Alle spalle del Benevento ci sono Cittadella e Pordenone. I Ramarri non si sono lasciati sfuggire l'occasione di vincere lo scontro diretto con il Crotone, superando, seppure a fatica, la squadra di Stroppa grazie all'autogol di Mustacchio. È una prova convincente che conferma la solidità e la concretezza della neopromossa.
Gara equilibratissima e vivace, come al solito è Messias il più ispirato tra i calabresi. I padroni di casa rispondono colpo su colpo, Strizzolo e Ciurria tengono sempre in allerta la difesa e Cordaz, ma è Di Gregorio il portiere più impegnato, se non altro per l'azione insistita che lo vede salvare la porta in 3 occasioni, in pochi secondi, negando il vantaggio a Simi prima, a Vido e Messias poi. È la svolta mancata del match, che invece arriva 2 minuti dal termine della prima frazione, quando Mustacchio, nel tentativo di pulire l'area piccola, manda in rete il pallone crossato da Gavazzi. Serviva un episodio per sbloccare la gara, il Pordenone ringrazia e si prepara a fare quello che gli riesce meglio, controllare la gara e addormentarla il più possibile. Al Crotone, nonostante l'estro e la volontà di Messias, manca il guizzo, non c'è imprevedibilità. Di Gregorio ha già dato, deve solo limitarsi all'ordinaria amministrazione e temporeggiare. I 3 punti sono oro colato per i friulani, Stroppa incassa la terza sconfitta esterna consecutiva e non può esserne contento. Purtroppo gli episodi non li portiamo dalla nostra parte, quindi secondo me è un grandissimo limite. Fino a qualche settimana fa avevamo sicuramente un'incisività diversa, avevamo una cattiveria diversa nel voler fare le cose. Oggi forse è mancata un pochino. Io ho la sensazione che la partita poteva anche durare 2 ore, ma forse il gol non riuscivamo a farlo. Gli episodi del primo tempo secondo me sono stati determinanti e siamo rimasti sotto praticamente senza subire un tiro in porta. Anzi, l'abbiamo fatto noi forse. Quindi sicuramente con una partita in salita potevamo fare di più, molto di più, e quindi per vincere su questi campi o per poter fare i risultati su questi campi ci vuole qualcosa in più. In questo momento non ce l'abbiamo. E allora abbiamo sentito anche Stroppa che un po'... No, Walter, a Bacchiatiello. Non è facile fare risultati al Dacia Arena. Hanno vinto sempre, hanno dei 25 8 partite, ne ha vinte 6 e pareggiato soltanto 2. Quindi dei 25 punti che cercano Danilo Pagni il Pordenone in classifica, 20 li ha fatte in casa che gioca il Pordenone è un modello da seguire, sono padre e figlio, centro sportivo, campi d'allenamento. Non hanno solo lo stadio perché giocano quando ha speso di più il Lega Pro non ha vinto, attenzione, veramente un esempio da seguire. Io ieri sera sai che mi sono piaciuti Barison, il difensore centrale, Ciurria, che attaccava moltissimo a destra, e poi secondo me un vecchio Urban. Sì, l'accostamento è pertinente, poi hanno il metronomo. Ma c'hanno Strizzolo pure lì davanti, Strizzolo. Sì, poco fa parlavate del play, oggi i giocatori in estinzione sono i play. C'hanno Burrai. Bravissimo. Burrai dal mercato della B era fuori da 2 anni. Io l'ho trattato per la Ternana, poi il mister De Canio giustamente ha voluto Vives. Ma De Canio che fine ha fatto De Canio? Non lo so, però... Non allena più? È sotto contratto a Terni, però lui voleva insistentemente Vives, tanto di cappello a Peppe, perché è stato un giocatore straordinario. E non prendemmo Burrai, ma... Peppe chi, scusa, mi fai i cognomi? Vives. Ah, Vives. Quello che volevo dire, questo ruolo del play è un ruolo in estinzione. Pensate che il Chievo gioca col 2000 Esposito, che gioca sia nell'Under 20 che nell'Under 19. Sì, il fratello di quello dell'Inter. Vedi Tonali che lo fanno passare per un Pirlo e non è un Pirlo, non so se siete d'accordo. Sì. Sono ruoli in estinzione, quindi... Però tu mi insegni una cosa. No, io non insegno. No, nel calcio, nel scalo, perché il Pordenone ha questa posizione di classifica, questa squadra, questo centro sportivo? Perché ha programmati a un obiettivo. Bravo Daldo. Se tu non programmi e non hai obiettivi, tu non solo non riesci a dare quello che devi dare, ma tu potevi immaginare che una squadra, il Cosenza con 12.000 spettatori, potesse arrivare. Io tempo fa, e Franco me ne può dare atto, lo dissi, se noi continuiamo in questa maniera, noi perdiamo anche il pubblico. Abbiamo perso il pubblico perché purtroppo c'è stato, onestamente, lo diciamo senza nessuna malizia e fare critica, c'è stata improvvisazione. L'improvvisazione non paga. Qui ci vuole programmazione e obiettivi. Il Cosenza quest'anno l'unico obiettivo che doveva avere era quello prima di salvarsi e poi pensare ad altro. Invece purtroppo dobbiamo forse solo pensare a salvarci, ed è una cosa. Perdere la Serie B è un patrimonio che non ce lo possiamo permettere. Walter Leone, poi una domanda per Walter, non torniamo nuovamente a bomba, per carità, dobbiamo andare oltre. Dobbiamo andare oltre. Però fa un assist Aldo sul fatto di programmazione, sul fatto del play, ma come diceva Danilo. Siamo partiti da Burrai per finire alla programmazione. Il play che è in via di estinzione l'avevamo a Cosenza, però
per mantenerlo c'era bisogno di quello che ha detto Aldo, la programmazione. Parliamo di Palmiero, perché basta, cioè, il Cosenza aveva il diritto. Non sta giocando nemmeno a Pescara perché si è infortunato a Pescara, ha avuto un Palmiero. infortunio, magari fosse stato a Cosenza non si sarebbe nemmeno infortunato. Con la nostra classe medica che insomma è all'altezza della situazione. No, è un infortunio. Lo so. Capita. Vai per la domanda con la domanda per Walter. Allora siamo in tema. Walter, al mercato di gennaio, secondo te il Cosenza in quali reparti dovrebbe essere puntellato? Ecco, che bella domanda che ti ha fatto. Io non sono un esperto di mercato, ma credo che ci sia bisogno. Intanto non abbiamo visto Schiavi, per cui non lo so in che condizione è, non l'abbiamo mai visto. In ogni caso, alla situazione attuale, un difensore centrale, secondo me, se non uno, almeno 2 centrocampisti, e se va via Rivière bisognerà prendere 2 attaccanti. Tu che cosa sai di Rivière? Che c'è la Sampdoria che sembra abbia messo gli occhi addosso perché si dice che Ranieri, che ieri tra le altre cose ha perso, visto la partita col Parma, brutta Sampdoria per la verità, lo ha avuto nel Monaco e quindi lo vorrebbe riportare a Genova. Cosa sai tu? Non penso io che ci siano questi presupposti, però poi nel calcio può succedere tutto il contrario. La Sampdoria domenica c'è il derby col Genova, ha perso in casa nel momento migliore, cioè, sarei molto cauto a dire che anche nulla togliere per Rivière, che Quagliarella, Gabbiadini, dice Quagliarella, Gabbiadini e Caprari, visto che stiamo parlando di calcio di Serie A. Non scherziamo, voglio dire. Però poi nel calcio ci sta tutto, potrebbe essere la quarta punta, il no? Lecce di Liverani. Io 3 anni fa a Barbadiglio, l'ex agente di Petriccione, dissi: guarda che secondo me non è pronto per la Serie A. Adesso lo vedo pronto. Meccariello a Brescia con Cellino in Serie B non giocava, cioè a Terni era anche in discussione. Bravo Mauro Meluso, bravissimo, ma giocano in Serie A, quindi prima di dire certezze nessuno qui è portatore, però da qui a dire Riviera alla Sampdoria, mercato di riparazione. È chiaro che no, potrebbe anche essere. E poi perché il Cosenza si dovrebbe togliere? Scusatemi, io direi alla regia, pregherei la regia di andare voce che circola. Pregherei la regia di mandare la classifica, perché facciamo una panoramica, Danilo, come sai fare tu, a 360 gradi, sulle squadre che in questo momento stanno andando col vento in poppa, Benevento eccetera, e su quelle che al momento hanno deluso. Vediamo la classifica generale, eccola qua. L'ha letta prima Stella, parlando di Braglia, ecco, puoi andare. Danilo. Ecco la classifica. Che cosa ha detto finora? Che cosa dice? Che la grande delusione per il momento, visto l'investimento economico, visto le strutture, il centro sportivo, è la Cremonese. La Cremonese ha speso un mare di soldi. Ma non solo, ha le strutture, ha una grande proprietà, un centro sportivo all'avanguardia, settore giovanile investono, quindi ha preso Valzania dall'Atalanta, ha preso Ceravolo, ma gioca sempre Palombi. Ceravolo, Palombi. Quindi diciamo che attenzione, anche l'Empoli ha deluso, E l'Empoli, stavo dicendo, però l'Empoli ha un presidente manager, ha un Lillo Foti moderno. Centri sportivi, investimento, plusvalenze, cioè stiamo parlando di grandi livelli. Tu parli di corsi dell'Empoli, quindi attenzione alla seconda riga della classifica, perché ci sono delle società molto... Quindi Ascoli, Pisa, Spezia, Sanetana, Venezia, Spezia è una grande società, il presidente è stanco. Di? Volpi, il grande petroliere. Non ho capito di che stai parlando. Spezia. Dello Spezia, quindi bisogna stare attenti, perché queste sono proprietà molto forti. A Pisa c'è grande entusiasmo, al di là che non è uno squadrone, è una buona squadra che adesso Marconi si è pure infortunato. Bravissimo, mi aiuta a dire. Però la rivelazione è Pordenone, e il Cittadella secondo me è del più grande direttore sportivo che c'è attualmente, che è Marchetti. Marchetti. Ne parla bene anche Braglia, ne hanno parlato bene tutti gli allenatori che sono stati qua. Quest'estate ricevo una telefonata di Marchetti. Io a Viterbo presi Luppi, che era da 1 anno e mezzo fermo, perché eravamo penultimi, avevamo bisogno di un giocatore importante ma che si volesse rivalutare e che accettasse di venire a giocarsi il campionato da ultimo. E a me piacciono queste cose, poi a volte le azzecchi, ho chiamato Davide Luppi. Si è rivalutato, si è rimesso a posto, e Marchetti quando mi ha chiamato per Luppi, io lì per lì ho detto: ma è per te? Certo che per chi è? Per me. Il Cittadella. Ho detto: è un giocatore recuperato, stramotivato, è un giocatore che ogni giocatore ha una chiave, no? Ognuno di noi ha una chiave, ognuno va preso. Ho detto: se lo prendi in questo momento, secondo me fai un affare. Ho detto: l'ha preso, ha fatto 3 gol a Crotone, non è un top in B, però per dire
il direttore è geniale, il direttore intelligente, è un top. Posso farci una domanda sul nuovo direttore generale del Cosenza prima di andare avanti su questo Luca Petrone, perché ancora non l'hanno presentato alla stampa, non lo conosciamo. Ho letto qualcosa. Quest'anno non l'hanno presentato nemmeno i calciatori. Com'è? Quest'anno mi pare che non abbiano presentato nemmeno i calciatori. Ho letto, so che ha fatto lo scout per il Genoa, non lo conosco di persona, eppure siamo della stessa età, siamo del 75, è di Agri, io ho studiato, l'ho fatto le scuole là, però non lo conosco, però gli auguro ogni bene perché il bene suo è il bene del Cosenza. In questo momento Cosenza è un patrimonio di tutti, anche della regione stessa, perché ricordiamoci quando il Crotone era in Serie A. La Regina torna, se Dio vuole, in Serie B, il Cosenza deve mantenere la categoria. Ne parliamo poi nella terza parte. Sentiamo Aldo e poi voglio andare a vedere i risultati, quello che ha detto la giornata di ieri. Quello è il direttore generale che hanno preso, onestamente. Aldo, ma non mi interessa. No, Cosenza. se ne parla. Abbiamo voltato sicuramente pagina. farà bene. Per quanto riguarda dobbiamo fare la partita di No, se mi manda cortesemente Luca Chito i risultati, la videata con i risultati, io vorrei che tutte e tre facessero naturalmente una zoomata su quelli che sono stati i risultati che ha letto poco fa Stella Battaglia. Partendo da questa manita del Benevento sul Trapani. Il Trapani, Francomio, 5-0, il Trapani ha problemi non solo problemi di classifica, ma ha problemi anche pari di società. Poi ho letto sui giornali, Trapani e Juve Stabia hanno dei problemi. Che Chi si aspettava questa sconfitta della Cremonese a Verona col Chievo? Ma la Cremonese, come diceva Pagni, è una squadra che purtroppo ha speso, però ancora è lì. A quanti punti ha? 17 punti, non so a quanti punti è. Danilo, a Salerno che sta succedendo? A Salerno secondo me si erano create aspettative troppo più grosse rispetto al potenziale della squadra. Benissimo. Stella. Dobbiamo lasciarvi per un po', ma ritorniamo subito, andiamo in pubblicità. E poi Erra e la Serie C delle Calabresi. Grazie. Allora, siamo nell'ultima parte di replay per questo lunedì 9 dicembre 2019, allora abbiamo parlato tantissimo delle formazioni di Serie B, io direi di andare a vedere quello che è successo invece, cara Stella, sui campi di Serie C, con particolare riferimento alle Calabresi, quindi dalla regia Luca Chito andiamo a vedere subito i risultati con relativa classifica generale della Serie C. Se siamo pronti, vai Stella. Sì. Allora, abbiamo i risultati di Serie C, Avellino Sicula Leonzio 1-1, Bari Potenza 2-1, Catania Rende 1-0, Paganese Catanzaro 1-1, Picerno Monopoli 0-1, Regina Viterbese 1-0, Rieti Bisceglie 2-2, Ternana Casertana 0-1, Vibonese Teramo 0-0, Virtus Francavilla Cavese 1-0. Andiamo a vedere la classifica di Serie C. Poi ci metteremo in contatto con mister Erra. Sì, troviamo al comando la Regina con 46 punti, a seguire Monopoli 37, Bari 36, Potenza 36, Ternana 36, Catania 27, Casertana 25, Catanzaro 25, Vibonese 24, Teramo 24, Avellino 23, Francavilla 22, Paganese 21, Viterbese 21, Cavese 21, Picerno 17, Bisceglie 13, Rieti 12, Sicula Leonzia 11, chiude la classifica Rende con 10 punti. E Rende che è uscito sconfitto anche da Catania, anche se forse non meritava questa ennesima sconfitta, quindi fanalino di coda il Rende con 10 punti. Walter, allora, questa Regina ormai lanciatissima. Mi pare che sia la squadra nel calcio professionistico, dopo la sconfitta della Juventus con la Lazio, è l'unica imbattuta dalla A alla C. Ti blocco un attimo perché dovremmo avere mister Alessandro Erra al telefono. Vediamo se c'è. Pronto, mister? Salve, buon pomeriggio. Ciao mister, grazie per aver accettato l'invito e essere intervenuto qui con noi. C'è Danilo Pagni, ospite con noi oggi pomeriggio. E poi c'è Walter Leone della Gazzetta dello Sport e il nostro opinionista Aldo Cennamo. Mi senti bene, mister? Benissimo, un saluto agli amici in studio. Benissimo. Ciao, grazie. Allora, cosa ha detto questa giornata di campionato? La Paganese ha pareggiato con Catanzaro 1-1. Che Catanzaro hai visto passando da Auteri a Grassadonia, mister? Sicuramente un Catanzaro che ha cambiato pelle da un tipo di gioco intenso, veloce, e si è potuto intravedere quello che perlomeno abbiamo visto noi da vicino a Pagani, un Catanzaro che ha giocato un calcio più ragionato, sicuramente con un ritmo inferiore rispetto a quello di Auteri, ma
ha lasciato comunque intravedere grandissima qualità, anche se ha trovato una Paganese che è quadrata, che gli ha fatto fare una partita non brillantissima dal punto di vista proprio della qualità. Quindi direi che ci sono due pensieri di intendere il calcio in modo diverso. Si è passato da un modo di intendere il calcio più aggressivo a un atteggiamento sicuramente più di possesso palla. Questa Paganese si giocherà sicuramente i play-off, immagino, no? Play-off? Sì, sì. O no? Siete ai play-off? La Paganese, come sei ottimista? Ho detto ma siete a 3 punti dai play-off, o no? Sì, assolutamente. Ma avete capeggi, avete ex giocatori del Cosenza, Caccetta, avete Diop, insomma. Abbiamo una buona squadra in un campionato molto competitivo, molto duro, e il nostro primo obiettivo è arrivare a 40 punti. 21 la Paganese, 24 Teramo, siete lì, una partita. Sì, abbiamo una partita da recuperare, tra l'altro. Parliamoci chiaro, quindi per quale motivo con la squadra c'è Stendardo in difesa? Magari no, ma noi vogliamo fare le cose per bene, sapendo che il campionato è molto duro, ci sono tante realtà importanti, ma noi stiamo tenendo fede quello che sono le aspettative iniziali. Parliamo delle calabresi, qui ci sono ospiti in studio, non so chi vuole partire per prima per una domanda per Alessandro Era, naturalmente parlando delle calabresi, Walter. Intanto ne approfitto per salutare Sandro. Ciao Sandro. Ciao Walter. No, niente, intanto lui ha avuto grande coraggio lo scorso anno ad accettare la Paganese in quella situazione, poi alla fine sei stato premiato e questo qua ti rende grande merito, Sandro. No, sulle calabresi credo che un po' del Catanzaro hai detto già qualcosa. La Regina sta facendo un campionato a sé, questa Vibonese che invece esprime un bel calcio e il Rende che fa molta fatica. Come la vedi? Sì, assolutamente. Ritengo anche che dopo la sconfitta della Ternana di ieri mi sembra che la Regina abbia veramente il campionato tra le mani. È ovvio che è presto, con i 3 punti può succedere di tutto, ma ha la possibilità e anche il margine per fare qualche passo falso. Il Vibonese è ottima squadra, composta da giocatori tecnici e veloci, soprattutto nel reparto avanzato, e Rende, come si sapeva, farà il suo campionato per lottare fino alla fine. C'è Stella Battaglia, mister, la nostra collaboratrice Stella, che vuole porre una domanda. Vai Stella. Sì, scusi la voce, mister. Allora, mister, secondo lei la Regina ha già un piede e mezzo in Serie B o c'è qualche squadra che potrebbe insidiarla nel girone di ritorno? Ma sicuramente ha un grande vantaggio, come ho detto anche prima, la sconfitta delle Ternane le permette di gestire anche un qualche eventuale passo falso. È normale che la candidata a dare fastidio maggiormente alla Regina sarà comunque il Bari, perché col mercato di gennaio presumibilmente farà ancora qualcosa, ma i punti di distacco sono tanti e la Regina ha un margine anche per fare qualche passo falso. Sicuramente ha il campionato tra le mani. Danilo, per il mister. Alessandro, buonasera, come stai? Ciao Danilo, bene, grazie. Franco Segreto ti ha lanciato nei playoff per diventare sindaco vescovo lì da Pagano. Non lo so quanto è dura. Senti Ale, al di là dei complimenti, sai, la stima, abbiamo pure lavorato sei poco insieme, poi mi è piaciuta l'accostamento che hai fatto tra Gianluca, che io ho avuto a Messina, e che Auteri, che ho avuto sia a Siracusa che a Gallipoli, e condivido in pieno quello che tu hai detto. Però voglio un po' sgombrare le solite domande. Io ti vorrei fare una domanda su qualche calciatore. Se tu dovessi consigliare un calciatore che hai visto in Lega Pro, e di te mi fido, che pronto a fare il salto. Per la B, dici tu? Per la B, per la B. Poi, ma per consigliare a chi? A chiunque. Un giocatore che ti ha impressionato, che tu pensi che possa fare il salto in B. Allora, adesso noi stiamo giocando un 2001 che sono 3 partite che ci sta facendo vedere cose interessanti. Guadagni 2001. Poi c'è un ragazzo Lavelli, si chiama Parisi, e un 2000 ed è un quinto di sinistra. Ah, è il ruolo quello della Paganese, che ruolo è, mister?
E lui sta facendo la seconda punta, 2001. Segnatevi questi nomi di Alessandro Erra. Parisi, questo ragazzo dell'Avellino, 2000, quinto di sinistra. L'ho visto a Terni, Parisi. L'ho visto giocare in Ternà Avellino e mi è piaciuto. Ok. E quindi un ragazzo che non è dotato di grande struttura, ma al piede nella corsa e la personalità giusta per potersi imporre anche in una realtà con grande pressione come quella di Avellino. Un ragazzo, devo dire, che mi è piaciuto molto. Va bene mister, grazie per essere intervenuto e per la disponibilità, in bocca al lupo per le squadre calabresi, come dicevamo prima, e per la tua paganese. Grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao mister. Ciao Sandro. E allora, andiamo a vedere, Stella, gli highlights delle squadre di Serie C. Quello che è successo ieri lo abbiamo anticipato: il pareggio a Pagani di Alessandro Erra del Catanzaro per 1-1, la vittoria su calcio di rigore della Regina contro una viterbese che, diciamo, è uscita con l'onore delle armi ieri dal Granillo, 10.000 spettatori, caro Aldo, per un incasso di quasi 80.000 euro. Si viaggia, ecco, la società del Presidente Gallo viaggia intorno ai 70, 75, 80.000 euro di incasso a partita in Serie C con 10.000 spettatori, 9.500, 9.700, questa è la media appunto della Regina. E poi lo 0-0 naturalmente della Vibonese, dicevamo, e la sconfitta del Rende a Catania per 1-0. Andiamo a vedere, caro Luca Chito, la Serie C. Grazie. Anche nelle giornate più complicate la Regina riesce a superare l'ostacolo, la viterbese chiude ogni spazio, imbriglia Corazza, resiste all'assedio Amaranto e alla distanza, prova anche a pungere per rovinare la festa ai quasi 10.000 del Granillo. Poi, a 3 minuti dal termine, il calcio di rigore concesso per il contrasto tra Paolucci e Vitali e la trasformazione dal dischetto di Denis, quinto gol dell'argentino che vale 46 punti in classifica e il largo distacco dalle inseguitrici. Quello della squadra di Toscano è stato l'unico successo calabrese della giornata. Il Catanzaro ha rischiato al Torre di Pagani dopo la rete di Mattia, che ha sfruttato un buco della difesa giallorossa per portare in vantaggio i campani. Nella ripresa l'11 di Grassadonia ha riequilibrato l'incontro con l'ex Tascone al tiro da centro area. Pareggio sostanzialmente giusto tra Vibonese e Teramo, due buone squadre che sono annullate a vicenda, più pimpanti i rossoblù con Berardi e Ciotti sugli scudi, pericolosi gli ospiti nella ripresa con Mungo che a tu per tu con Mengoni non è riuscito a superarlo. Il gol di Biondi dopo 6 minuti di gioco ha deciso la sfida tra Catania e Rende. I siciliani hanno controllato la gara senza incidere in attacco. Poi nella ripresa i biancorossi hanno sfiorato il pari con Nossa che ha colpito la traversa. Nel finale giallo in area etnea per l'intervento in chiusura su Libertazzi, per gli ospiti a rigore, non per il direttore di gara Carrione. Ok. E allora abbiamo visto gli highlights delle formazioni di Serie B. Il Rende, dicevamo, è caduto di Serie C, scusate, il Rende è caduto ieri a Catania, però a Catania c'è un po' di maretta. Danilo Pagni, secondo te cosa sta succedendo? Perché ieri è andato anche ad assistere alla gara il presidente di Lega Ghirelli, c'è la situazione di Lo Monaco che tutti conosciamo, che ha praticamente deciso poi di denunciare gli aggressori, ha avuto un'aggressione mentre andava a vedere la partita di Coppa Italia a Potenza sul traghetto, eccetera, eccetera. Ma secondo te che situazione c'è a Catania? Ma prima di tutto io ho scritto un bel messaggio a Pietro, a Lo Monaco, quando è stato il mio presidente a Messina, è stato giocatore del mio padre, e veramente lo stimo per il bagaglio, per la storia, per il vissuto che ha, perché è una persona veramente che ha fatto la storia del calcio, perché il sistema udinese è stato lui a idearlo, poi Pozzo con la sua genialità lo ha perfezionato. Sì. Poi il Catania, quando lui dice sempre con i suoi modi che lui è il Catania, perché lui a Catania ha fatto la storia, aveva creato una società virtuosa, una società forte, un'azienda, un brand, perché io quando andavo in Argentina e loro dicevano Lo Monaco, poi lui avrà i suoi difetti come ce li abbiamo tutti, però ha questo modo a volte forte di comunicare, però arrivare a un gesto così vile, così meschino, lui era col dottore Puglisi che io conosco, è stato veramente, ma solo a raccontarlo, figuriamoci a viverlo, al di là che poi dobbiamo parlare di calcio. Sì, sì. E tecnicamente secondo me il Catania non è una squadra forte. Non è una squadra forte, è vero anche che non ha... Sei d'accordo tu, scusami, con Alessandro Erra quando poc'anzi ha detto che nel giorno di ritorno l'unica squadra che potrebbe dar fastidio alla Regina potrebbe essere il Bari? Ma sì, ma il Bari perché il Bari è una piazza super ambita. Chi non vorrebbe giocare nel Bari? Budget illimitato. Vivarini? Adesso c'è un allenatore pragmatico, non è un fenomeno, è un ottimo professionista,
però la Regina ha un ruolino e una tenuta secondo me da extraterrestre. Mimmo Toscano, che mi dici? Dopo 2 o 3 annate in chiaroscuro l'ha detto, è stato onesto, non poteva mancare all'appuntamento, è stato bravissimo, anche perché ha dato una grande mano al direttore a costruire la squadra. Adesso va tutto bene. La Ternana, che ha speso più dell'anno scorso, perde 3 partite in casa, non sta dimostrando di tenere il passo, quindi il Bari è l'unica. Parlavamo del Catania, il Catania non è una squadra fortissima, ma come ben dice Pietro non ha speso i soldi che hanno speso le altre. Ecco qui la classifica. E poi il Catania lo vediamo a 27 c'è la problematica dell'ambiente che non ti aiuta. Guarda lì. Catania 27 e poi Catanzaro 25. Che è successo a Catanzaro? Il tuo amico Auteri è stato esonerato, è arrivato Giorgio Carassadoni, ha detto poco fa Alessandro R è un calcio più ragionato, quello Io di li ho avuti Carassadoni. entrambi, sono 2 persone diverse, 2 esseri umani Ma Catanzaro diversi, hanno fallito quest'anno il campionato? Ma il Catanzaro era partito con altre ambizioni, Danilo. Allora, io dico, ha una proprietà seria e importante come noto, ha un direttore sportivo esperto, Auteri che è una garanzia in questa categoria, però quando prendi una persona la prendi a pacchetto, no? Sai i pregi e sai i difetti. Gaetano è un tipo particolare, cioè con me lui non faceva quasi mai acquisti, per dire, allenava e mi faceva divertire. Poi abbiamo un rapporto straordinario. Gianluca è uno che predilige il palleggio, viene da annate molto negative. Provercelli, eccetera. Però è una persona brillante, è uno che pratica un tipo di... Lui vuole che si giochi veramente dal portiere. Cioè, sì. Però, al di là di questo, è una buona squadra, ma l'investimento anche economico. Purtroppo ci sono questa Ternana che il presidente, il patron Bandecchi, ha una forza economica devastante, e più non vince più investe. Il Bari penso che basta dire che De Laurentiis gliel'ha soffiata in una notte all'Otito, perché sennò la società andava all'Otito. All'Otito, sì. Certo, quindi a questo punto penso, è ovvio che i punti del Catanzaro sono pochi rispetto alle aspettative, però andiamo cauti. Aldo, una panoramica sulle calabresi. Anche perché Aldo ha parlato poco oggi. Sì, no, vabbè, sta ascoltando Danilo, no? Ascoltare ed imparare. È un grande dono quello si ascolta e si impara. Brava Aldo. Siccome avere Pagni non è di tutti, questa trasmissione, l'ammiraglia quando... L'ammiraglia in Calabria quando prende gli ospiti, Sicilia, li prende perché la gente deve capire, e poi la conoscenza del calcio in questo momento è importante, perché a Cosenza c'è bisogno di conoscenza di calcio. Per quanto riguarda la Serie C, ma io devo fare solo gli applausi alla Regina. Ha un patrimonio di 10.000 spettatori a domenica, ha investito, ha un grande allenatore, ha una buona proprietà, ha programmato e c'è un obiettivo, quello di andare in Serie B. Noi avevamo anche 15.000 spettatori, noi potremmo avere anche 15.000 spettatori, ma questa è altra storia. Quindi vuol dire che quando si programma e si investe bene, i risultati arrivano. È chiaro che bisogna stare attenti, 10 punti non è che sono tanti, ma non sono 9 punti, l'Alessandria bravo lo perse con 14. Per cui bisogna stare attenti. Noi non vogliamo, noi speriamo veramente che il Catanzaro vive e che la Regina... Catanzaro vive questo passaggio di allenatore da Auteri a Grassadonia e via dicendo. Certe volte ti va bene quando cambi, certe volte ti va male. La Vibonese sta facendo un ottimo la Vibonese, campionato, Giacomino Modico, un campionato. Il Rende purtroppo gli uomini di Zeman si comportano paga lo scotto del campo sportivo, perché giocare fuori casa non è bello, Franco. Ieri il Palermo, a proposito di... è uscito sconfitto in casa il Palermo contro la Cireale. Walter che quei campionati li ha vissuti a menadito, sa che non sto per dire un qualcosa di vero cioè il Palermo non c'ha l'antagonista. C'è il Savoia, ma ha 8-9 punti, però perdere in casa contro la Cireale 3-1, 2-1. Il Palermo alla fine vincerà, però non ha un antagonista di... Serio? Guardate il girone H, perché io non è che vedo la Serie A, la B, la C, io cerco di... Il girone H, c'è il Cerignola che ha investimenti pazzeschi, il Taranto, tutti dicono è facile vincere la Foggia. D, è facile parlare e arrivare primi che è difficile. Il Taranto è 10 anni che non vince la Serie C, la Serie D, ai tempi di Iaconi, perché dopo una cosa è vincere, una cosa è essere ripescati. C'è il Foggia, c'è il Bitondo che è la sorpresa, cioè attenzione, il girone I è un girone più
accomodante. Walter, allora cosa vogliamo aggiungere alle formazioni Serie C calabrese e poi andiamo al prossimo turno di Danilo, che non ci vediamo da tanti anni. Secondo me dovrebbe essere alla base di chi fa calcio. Il grande merito della Regina è che l'allenatore ha costruito la squadra assieme al direttore sportivo. Molte volte purtroppo nel calcio ci sono i pacchetti. Sì, i pacchetti. Arriva l'agente, io non ho grandi rapporti con gli agenti. Nemmeno io, Walter. Forse perché facciano parte della vecchia generazione. Poi dopo dice, vabbè, già per esempio devi cambiare l'allenatore, allora col direttore sportivo si rivolge a Franco, allora Franco nella scuderia di Franco non funziona così. Io credo che un direttore sportivo nel momento in cui va a fare la scelta dell'allenatore deve scegliere la persona che conosce e assieme costruire la squadra. Io credo che la Regina a Gasperini faccio un esempio, come fai a portare i giocatori monopasso leziosi? Non li puoi allenare, lo so, hai detto una cosa santa, però poi così dipende dai rapporti. Visto che siamo in chiusura vogliamo andare a vedere il prossimo turno di Serie C e poi vediamo il prossimo turno anche della Serie B. Se siamo pronti allora dalla regia, prossimo turno, eccolo qua, della Serie C. Prossimo turno Serie C, Bisceglie Vibonese, Casertana Bari, Catanzaro Picerno, Cavese Ternana, Monopoli Avellino, Potenza Paganese, Rende Rieti, Sicola Leonse Regina, Teramo Catania, Viterbese Francavilla. Sulla carta, amico Danilo, insomma, ecco, se ci lasci per favore la videata del prossimo turno, mi pare che insomma sia a favore della Regina sulla carta, Sicola Leonzio Regina. Sicola Leonzio, al di là della grandissima forza della proprietà che è palesemente interessata al Catania e hanno creato questo stadio tipo una Però bomboniera. ultimamente hanno avuto problemi. Nel calcio devi fare anche, i giocatori vanno in cambio, devi prendere i giocatori forti. In base al proprio budget, no? Perché volevano fare sciopero eccetera a Lentini ultimamente? Hanno avuto qualche problema? Non lo so, io so che è una società molto virtuosa e che hanno abbellito lo stadio, ci abbiamo giocato l'anno scorso con la Viterbese, vincemmo 2-0, mi è piaciuto proprio il contesto, però la Regina sulla carta non c'è partita, poi il calcio però, la Ternana a Cava si gioca tantissimo e Casertana Bari. La legge dei grandi numeri dice che quando vinci fuori perdi in casa, però il Bari non si può permettere forse neanche di pareggiare. Sì, se vuole al limite mantenere altrimenti il distacco aumenta. Walter, vuoi aggiungere qualcosa tu sul prossimo turno? Se no poi andiamo... il Monopoli che è il Monopoli che conoscenza è l'unica squadra che in questo momento c'è un passo importante. È un capolavoro secondo me. Il Monopoli è diventato un po' la sorpresa di questo campionato, per cui secondo in classifica e mi pare che... Vediamo ancora il prossimo turno per favore. Eccolo qua. Con l'Avellino che cambia proprietà. Reduce dal cambio di proprietà, poi ha vinto ieri 3-1 se non ricordo male. Monopoli Avellino, sì, c'è Monopoli Avellino. È una bella partita. Allora andiamo a vedere, perché siamo in chiusura, del prossimo turno della Serie B, quello che si giocherà la prossima settimana. Serie B, vi dico subito che il Cosenza giocherà in casa alle ore 15 al San Vito contro il Pordenone. Domenica? Sì. Perché da sabato, domenica, venerdì, Walter, c'è uno spezzatino incredibile. Vai. Troviamo Ascoli Cittadella in campo, Chievo Juve Stabia, Cosenza Pordenone, Cremonese Perugia, Frosinone Pescara, Livorno Benevento, Salernitana Crotone, Trapani Pisa, Venezia Spezia, Virtus Entella ed Empoli. Allora, Virtus Entella e Empoli, che vogliamo dire di questo prossimo turno, Danilo? Il prossimo turno, prima di tutto... Vediamo le prime posizioni. Vediamo nuovamente la videata, per favore, grazie, eccoli qua. Cittadella ad Ascoli, questa è una bella partita. Questa al picchio è veramente una bella partita, però diciamo che pensiamo a noi, dai, speriamo... Livorno-Benevento, a Livorno sembra che ci sia una fumata bianca per Pillon, lo avevamo anticipato poc'anzi, quindi questo Livorno che... Benevento è una squadra forte. Benevento è una squadra più forte del campionato, a due squadre. Tutti. A due squadre, no limits proprio. Senti, di questa Salernitana Crotone cosa vogliamo dire? Di Salerno poc'anzi avevi già accennato la situazione. Si può aprire veramente la parola crisi o da una parte o dall'altra, a meno che ne esce un brodino. Un brodino?
Scusatemi, mi fate leggere qualcosa dei medici. Salutiamo Franco Rossito che ci ha inviato questa nota che riguarda i medici di Cosenza e la squadra di calcio dei medici. Vai Stella. Medici calciatori in campo per la conquista della Supercoppa, domenica 15 alle 10:30 allo stadio Marco Lorenzano di Rende. Si chiude la stagione degli eventi organizzati dalla ASD Medici Calcio, guidata dal dottor Gianni Borrelli. A differenza del passato non è prevista una fase eliminatoria con il concentramento delle squadre iscritte racchiuso in 3 giorni. Le partecipanti sono state suddivise in fasce. Nella prima ci sono Cosenza, Napoli, Taranto, Milano, Brianza e Melito Portosalvo. Nella seconda fascia troviamo Palermo, Trinacri a Palermo, Reggio Calabria e Catania. Nella terza Lecce, Avellino, Salerno, Bologna e Pescara. Il Cosenza farà parte del girone A con Trinacri, Palermo e Lecce che si sfideranno per prime a febbraio, mentre i rossoblu giocheranno a marzo a Lecce e ad aprile in casa ancora una volta contro Trinacri a Palermo. E allora abbiamo anche gli orari, salutiamo Franco Rossito, salutiamo tutti i medici, un in bocca al lupo. Dicevo, abbiamo anche gli orari delle partite di Serie B, ve li leggo subito. Il venerdì l'anticipo sarà Chievo-Juve Stabia alle 21, cara Stella, poi il sabato dunque ci saranno 4 partite alle 15, Ascoli, Frosinone, Venezia e Entella, poi Livorno, Benevento alle 18 e domenica 15, ricordavo bene, con inizio alle ore 15, Cosenza, Pordenone, Salernitana, Crotone, quindi Salernitana, Crotone domenica alle 21, ricordavo bene. Danilo, torniamo a Salerno allora, che partita sarà? Che sta succedendo a Salerno? Ventura che si alza dalla panchina e se ne va via? Secondo me è un momento storico importante, perché lo Lido prese questa società in Serie D e tra l'altro io ho preso proprio l'incarico quell'anno. Dopo aver fatto la Serie B in maniera normale, ho fatto play-out, non avendo fatto neanche i play-off, una piazza come Salerno comincia a premere. Però c'è da dire che la proprietà è una proprietà da A, la piazza è da A, però in questo momento c'è anche il discorso della multiproprietà che va chiarita, perché qualora la Salernitana dovesse andare in Serie A, le norme non lo prevedono, quindi c'è questa situazione un po' ibrida. Le aspettative tecniche secondo me sono benissimo. E allora, ricordando prossimo turno Cosenza, Pordenone domenica e Salernitana Crotone, abbiamo chiuso anche per oggi, Stella. Sì, salutiamo i nostri ospiti studio e li ringraziamo anche il coordinatore della trasmissione Franco Segreto e ringraziamo tutti voi per averci seguito. Ci troviamo lunedì 16 dicembre in diretta sempre alle 15 su Tele Europa Network, canale 10 del digitale terrestre. Grazie mille. Arrivederci.